Gennaio 2024. La situazione è questa. Un'intera isola rischia di rimanere senza acqua. Dopo qualche chilometro abbiamo raggiunto la diga del Maccheronis in territorio di Torpè. Vediamo come si presenta. Con il livello dei bacini ridotti almeno del 50% della capienza, stiamo andando incontro ad un'importante emergenza idrica. Le aree maggiormente colpite sono il nord Sardegna, l'Ogliastra e il Sulcis. Per questi territori l'indicatore di stato per il monitoraggio ha registrato il segno rosso di emergenza. Sapete che significa questo? Che oltre ad attivare ulteriori restrizioni nelle erogazioni, deve essere rivalutata l'erogazione media ammissibile in regime ordinario. Morale della favola? Verrà erogata meno acqua per usi non domestici. La mancanza d'acqua è la calamità che spaventa maggiormente i coltivatori. Buonasera a tutti, sono Matteo Pelleri, produttore di agrumi. Con questo video vorrei denunciare la situazione in cui versa il nostro settore, ma soprattutto il nostro territorio, nonché il Sarrabus, eccellenza per la produzione degli agrumi che ormai, ahimè, è stata dimenticata. Purtroppo, per via delle elevate temperature e di quest'estate e della scarsa piovosità, la produzione è stata fortemente compromessa. Pietro, sai che si dice dell'acqua? Che No. sì, è un bene prezioso, però purtroppo non infinito. Purtroppo è così. Infatti in questo momento stiamo vivendo una situazione siccitosa molto grave, soprattutto qua nella Baronia. Siamo in serie difficoltà sia per gli invasi che per le poche precipitazioni. Pietro, tu di cosa ti occupi? Io sono un imprenditore agricolo, abbiamo del bestiame, quindi l'acqua per noi è un bene prezioso. Quindi sì, proprio in questo periodo allora state, diciamo, combattendo anche a questa emergenza idrica. Sì, ci troviamo in difficoltà appunto perché non c'è pascolo per il bestiame, siamo costretti a spendere le nostre risorse per comprare mangimi e fieno e ci troviamo sempre più in difficoltà anno dopo anno. Caspita, noi dobbiamo fare i conti con i vari cambiamenti climatici. Un giorno dobbiamo fare i conti con le alte temperature e un altro giorno con bombe d'acqua improvvise, tempeste di vento, proprio non troviamo pace. E adesso quest'ultimo problema, la siccità. Ma quali potrebbero essere le soluzioni secondo te? Potremmo creare più invasi o come fanno in altre parti del mondo anche creare dei dissalatori e metterli in funzione perché ormai c'è sempre meno acqua potabile che si può usufruire, insomma. Questa è la condizione in cui versa la diga. Serve lungimiranza nella gestione di quelli che sono i cambiamenti climatici, ormai sta diventando una sfida epocale, regionale, nazionale, mondiale. Noi da tempo chiediamo un tavolo permanente in quanto è necessario venire incontro a quelle che sono le nuove esigenze del settore agricolo e del settore tecnico riconducibili ai cambiamenti climatici precedentemente citati. In Sardegna la situazione è paradossale, perché comunque l'isola è
è ben strutturata per quanto riguarda una serie di invasi e raccolta d'acqua rispetto alle altre regioni d'Italia, però a noi raccogliamo solamente l'11% dell'acqua piovana, per cui servono interventi mirati, ci vuole visione, bisogna che si traccino delle traiettorie di futuro che possano garantire un controllo e un monitoraggio, ma possano ancor più consentire di non andare sempre, intendiamo tutta la popolazione, sotto quella soglia di stress idrico. Questo in che modo? Utilizzando anche l'agricoltura di precisione, utilizzando le nuove tecnologie, pensiamo anche a delle stazioni meteo che possono essere dislocate in più punti, o comunque un'analisi che è volta a prevenire gli eventuali eventi, perché se da una parte abbiamo anche degli eventi siccitosi, dall'altra abbiamo anche un sistema di calamità che purtroppo con delle piogge improvvise a bombe d'acqua che vanno comunque a creare danni ingenti nelle nostre campagne. Per far fronte a questa che è una vera e propria calamità, nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha vietato l'utilizzo dell'acqua ad uso irriguo in tutti e 3 i subcomprensori di sua competenza. Presidente, siamo arrivati ad un punto in cui è necessario, con soluzioni così estreme, difendere la pochissima acqua rimasta. Sì, purtroppo sì, perché qui la situazione a Maccheroni è grave, perché abbiamo circa 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua, tenga presente che noi dobbiamo conservare circa 4 milioni per l'idropotabile, dunque siamo in piena emergenza. Nell'ultimo consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica abbiamo decretato la chiusura dell'irrigazione, cioè significa che non si può irrigare a pieno campo, proprio per salvaguardare almeno gli abbeveraggi e le pulizie di stalle, perché qui ci sono grandi aziende agricole e soprattutto zootecniche. Cerchiamo di garantire quella poca acqua che c'è per quanto riguarda il servizio delle serre, però la situazione è molto grave. Noi in questa emergenza diciamo che siamo circa 10 anni che non arrivavamo a gennaio con una situazione così critica, perché le piogge autunnali non ci sono state, le piogge invernali inizio inverno non ci sono state, se si pensa che l'anno scorso nel 2023 qui la diga era completamente piena, oggi siamo con una capienza del circa 10%, una situazione drammatica perché non sappiamo cosa fare, perché piogge in arrivo non ce ne sono e dunque bisogna cercare di minimizzare le perdite, di minimizzare proprio gli sprechi e cercare di salvaguardare quella poca acqua che c'è, sperando nelle piogge almeno di fine gennaio e primi di febbraio. Esatto, rimarchiamo il fatto che la pochissima pioggia caduta in questi giorni non ha risolto il problema. Assolutamente no, non ha risolto il problema perché sono state piogge non alluvionali, dunque il terreno era talmente secco che praticamente se l'è bevuto tutto, diciamo, e non aveva portato grandi acque per le falde, i fiumi non sono in piena e dunque la situazione è drammatica. L'unica soluzione futura è che quella che stiamo rimarcando da diversi anni è che qui alle mie spalle, in località Giuntura Sinaba Lucente, noi abbiamo un progetto definitivo di circa 15 anni finanziato dall'assessore Silvestro Aladu che potrebbe salvare e risolvere il problema della siccità a vita per tutta l'Alta Baronia. È una diga in località Abba Lucente, in agro di Lodee, con una capienza che potrebbe arrivare a circa 80 milioni di metri cubi più i 25 di Maccheroni una volta pieni, si potrebbe arrivare proprio alla salvezza e alla distruzione della siccità a vita. Perché? Perché si può diventare una diga pluriennale. Cosa significa? Che le dighe pluriennali possono avere, anche se non più una volta piene, non piovendo possiamo avere acqua per 2, anche 3 anni. Queste sono dighe annuali, praticamente quello che entra una volta riempita d'inverno praticamente serve per l'annualità, i 12 mesi. Purtroppo siamo a gennaio e la situazione è drastica, è drammatica e se non piove, soprattutto anche a parte le aziende agricole, ma è un problema anche per l'idropotabile. In Sardegna abbiamo il dissalatore più grande d'Italia. Il dissalatore sarà l'ultima chance che avremo, perché oggi come oggi, insomma, senza acqua si muore. Il dissalatore è un impegno costoso per quanto riguarda le casse della Regione Sardegna, perché oggi dissalare un litro d'acqua, oggi come oggi, costa quasi 10 euro.
Dunque questa sarà una cosa estrema veramente, se la siccità continua, cioè voglio dire, irrestabile fino a maggio-giugno, dove qui non si trova neanche un goccio d'acqua, purtroppo bisogna attivare i dissalatori, perché è l'unica possibilità che abbiamo. Perché oggi come oggi l'aspetto del dessalatore è praticamente basato soprattutto sulla sua spesa, la spesa eccessiva nel dissalare l'acqua, che ha un costo, come stai dicendo prima, di circa 10 euro al litro. Gli addetti ai lavori, parliamo di allevatori, agricoltori o comunque tutti coloro che hanno bisogno dell'acqua per portare avanti la propria attività, si trovano ancora una volta a combattere contro un nemico naturale. È necessario dichiarare lo stato di calamità perché ci sono zone come questa, noi oggi ci troviamo in Alta Baronia, che patiscono maggiormente il problema siccità. Sì, proprio così, bisogna dichiararlo immediatamente, ma su tutta la costa orientale, da San Teodoro sino a Villa Simius, perché quest'anno proprio qua arriva solo vento, pioggia zero. Quanto è importante nelle aziende agricole l'innovazione anche nella gestione delle acque? È importante perché il clima ce l'abbiamo sempre buono, quindi ci favorisce. Se piove non ne abbiamo bisogno, ma se non piove dobbiamo avere gli invasi in grado e le reti idriche di portare l'acqua nelle nostre aziende e così il nostro bestiame non patisce la fame. La situazione vale per il Washington con pezzature veramente piccole che fanno sì che il prodotto sia difficilmente commercializzabile. Nonostante ci siano state delle abbondanti irrigazioni estive, tuttora ci siano delle irrigazioni che comportano veramente costi onerosi. Come potete vedere, questa è la pezzatura, il prodotto è rimasto veramente piccolo, quindi è pressoché invendibile e non commercializzabile. Inoltre il caldo ha fatto sì che la buccia stessa perdesse di elasticità e quindi si è spaccata, e questo nel periodo di settembre-ottobre ha portato anche a un'elevata cascola dell'agrume. Inoltre siamo a dicembre, come potete vedere c'è la mosca della frutta che ancora sta pungendo, e quindi anche questo è un ulteriore danno, e questo è sempre dato per via delle temperature elevate. I problemi che riguardano la siccità in Sardegna sono periodici. Forse sarebbe il caso di studiare delle soluzioni per tempo che possano ovviare quanto necessario a questa particolare problematica.